Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, WWE ragazzi, tantissime novità dal mondo Universe Comendiano. Allora, Zack Ryder ha chiesto la possibilità di affrontare il Commendone nel pay-per-view di Night of Champion per portare a casa la cintura degli Stati Uniti. Il Commendone chiaramente ha accettato, ben sapendo che distruggerà Zack Ryder, ma va bene, ci sta come primo rivale. Come primo rivale per il Commendone ci sta Olympic come Slam. E poi ragazzi la cosa incredibile, The Rock si è lamentato apertamente nell'ultima puntata di Raw non trasmessa in Italia, perché praticamente non accetta di vedere Ryback come campione WWE, detto che è un affronto alla WWE, è una vergogna, e quindi nel prossimo pay per view ci sarà un super match tra Ryback e The Rock, dove ancora non si sanno le stipulazioni del match, quindi sarà una sorpresa fino all'ultimo ragazzi. Quindi The Rock ha una grandissima chance come diciamo principale lottatore di Raw, uno dei più forti, il più avanti nella classifica dei contendenti. Ha questa chance perché ha detto la WWE non può macchiarsi di un WWE champion così scarso. È stato veramente una cosa incredibile. Intanto qua il Commendone chiaramente se la ride con Zack Ryder. Lo sa che non ha speranza Zack Ryder, ma ci vuole provare. Povero Zack, ciao Zack. Il Come si sta divertendo ragazzi, è bello difendere il titolo con un lottatore del genere che comunque ha anche detto di essere amico di Veneziano e che vuole comunque fare un match tranquillo. Saremo curiosi di vedere la stipulazione del match. Attenzione, Zack Ryder per provare la contromossa, ma contromossa comendiana, c'è poco da fare. Col Commendone non si scherza ragazzi. Il Kuma è un lottatore di livello superiore. Dai ragazzi. Attenzione Zack Ryder. Qua aspetta che abbasso perché c'ho il doppio volume. Contromossa. F5. Bye bye Zack. Bye. Ragazzi, ecco la vergogna di Vince McMahon a 2 settimane da Night of Champion. Guardate cosa ha fatto. McMahon ha detto che è vergognoso sentire queste cose da un lottatore. Ryback merita il titolo. Cosa ha fatto? Un handicap match a 3. Ryback, Brock Lesnar e Big Show contro The Rock. Vergogna pura, Raw. Vergogna pure, il campione Ryback vuole massacrare The Rock prima del pay per view Night of Champion. È qualcosa di vergognoso, mai visto una cosa del genere. Sarà una carneficina per il povero The Rock. Guardate che roba, addirittura un tornado. Quindi tutti insieme, guardate che roba. Lo schifo di McMahon. Ma The Rock ci prova lo stesso perché è un campione. È il campione della gente, The Rock. Ma non c'è niente da fare ragazzi. The Rock. Grande The Rock. The Rock. Super The Rock. The Rock ci prova ragazzi, The Rock ci prova con Big Show. Ragazzi sono 3, sono 2 pesi massimi più Ryback che ha sfruttato alla grande il Money in the Bank. John Cena è sto beffato. Il regno di John Cena è terminato ragazzi. Ryback, eccolo qua Ryback. The Rock ha detto non può durare più di un mese questo stronzone. Vuole imitare Goldberg ma non è neanche un miliardesimo. Guarda che roba ragazzi, questo però è uno scempio, lo scempio, McMahon se la gode. Povero The Rock ragazzi, povero The Rock. Questa è la WWE ragazzi, nel bene e nel male. Incredibile, massacrato The Rock, massacrato. Ma la gente sta fischiando questo scempio, questo è uno scempio ragazzi, questo è uno scempio. Attenzione Ryback, il Brocca, eccolo qua il Brocca, vuole massacrare The Rock. Non ce la fa più The Rock. A 2 settimane del pay per view è veramente vergognoso. Il pubblico è allibito in silenzio nel vedere il povero The Rock distrutto così da 3 bestie. Eccolo qua Ryback, la marcetta di Ryback, si sente figo Ryback, eccolo qua, è chiuso ragazzi, un qualcosa di spaventosamente schifoso. Veramente The Rock viene portato via in barella ragazzi. Spettacolo veramente brutto, spettacolo bruttissimo ragazzi. The Rock è veramente distrutto.
The Rock è l'istituto e Big Show esulta insieme a Ryback e Brock Lesnar, veramente una vergogna, ma nel pay per view sono sicuro che The Rock porterà a casa la vittoria, anche se è veramente infortunato. Che The Rock è ancora a terra, ragazzi, The Rock è ancora a terra. Ragazzi, match tra Tensai e Zack Ryder, ma entra il Kumendore non a caso, ragazzi, entra il Kumendore ma non entra a caso, non entra a caso, Zack Ryder si prende le 5, F5, al Kumen non è andata giù, l'ultima esclamazione fatta da Ryder, perché adesso spiego, ragazzi, cosa è successo. Zack Ryder si è permesso di dire che il profilo di Twitter del Kumendone è un profilo sfigato con pochi iscritti, mentre quello di Ryder è incredibile, e allora il Kumendone si è vendicato e ha fatto perdere a Ryder il match contro Lord Tensai. Ragazzi, incredibile, raga, nel prossimo video sarà il pay per view Night of Champion sarà veramente un match incredibile quello, secondo me, tra The Rock e Ryback, perché veramente Ryback ha fatto una schifata, quella handicap match 3 contro 1 è stato vergognoso, e invece secondo me nel match per la cintura degli Stati Uniti tra Ryder e Kumendone non c'è storia, ragazzi, il Kumendone è troppo più forte. Raga, un saluto dal Kumendone veneziano, ciao! Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.